La definizione di neopromossa favorita può sembrare un ossimoro, ma non lo è se la squadra in questione è lo Spezia, sbarcato in Serie B dopo 4 anni di purgatorio con investimenti tali da non permettere accenni al low profile. Per il vernissage non c'è più il Lecce, ma il Vicenza che è ancora alla ricerca di un assetto di categoria dopo il ripescaggio. Serena conferma il 4-3-1-2 testato in pre-season, debutto immediato in difesa per Gojan, in attacco dentro Pickelman al posto di Okaka. Nessuna novità rispetto alle previsioni sul fronte ospite, tandem offensivo composto da Minesso e Baclé. Partenza con il piede sull'acceleratore per lo Spezia che timbra il primo gol dopo 242 secondi dal fischio d'inizio. Simone Benedetti in rovesciata libera sul secondo palo Capitan Marco Sansovini, che tatua subito il suo nome sul match e sulla stagione. L'anno scorso con la maglia del Pescara l'attaccante romano aveva impreziosito la promozione degli abruzzesi con un bottino di 16 reti. Il Vicenza prova ad emergere gradualmente senza riuscire però a macinare occasioni. Al 17esimo ancora protagonista Sansovini, l'esito è decisamente diverso rispetto all'incipit della contesa. Al 38esimo una partita decisamente soporifera si scalda improvvisamente. L'intervento di Minesso su Gojan è ad alto tasso di pericolosità, ma Ostinelli non sventola cartellini. Il rumeno comunque si rialza cancellando i primi attimi di paura. Il primo tempo tramonta con un pericolo, il primo generato dal Vicenza, cross dal fondo di Mustacchio, Baclé da posizione invitante non riesce a centrare lo specchio della porta. Il monopolio dello Spezia sembra non conoscere soluzione di continuità anche nella ripresa. La scorribanda di Madonna sulla destra sfocia in un cross sul quale Pickelman improvvisa un improbabile stop di petto. I ragazzi di Serena controllano ma non affondano i colpi. A garantire sul fronte biancorosso una fiammata di effervescenza ci pensa al 66esimo Giacomelli, entrato pochi minuti prima al posto di Mustacchio. Sul tiro pretenzioso dell'attaccante classe 1990 Russo non ha la minima esitazione. Tutt'altro esito al 72esimo, cross dalla destra di Gavazzi. Il colpo di testa di Stefano Giacomelli sembra innocuo, ma Russo questa volta fallisce un intervento apparentemente semplice. Si tratta del secondo gol in Serie B per l'ex giocatore del Pescara che con i biancazzurri aveva segnato per la prima volta nella cadetteria il 29 maggio 2011. I liguri si scuotono e al 78esimo sfiorano la replica subitanea. Sansovini semina il panico sulla destra, palla proiettata sul secondo palo dove Gojan e Schiavi non sono in grado di graffiare. I cambi implementati da Breda hanno completamente trasformato il trend dell'incontro. A 9 minuti dalla fine un'altra new entry, Maiorino, entrato al posto di Minesso, accarezza l'idea del gol con una fucilata da fuori. All'84esimo one man show di Okaka che salta come birilli in mezza difesa del Vicenza ma non sorprende Pinsoglio, abile nel distendersi sulla sua sinistra. All'88esimo altra chance per la squadra in maglia bianca con la botta da fuori di Porcari deviata involontariamente dal Pickelman. In pieno tempo di recupero sboccia il gol che regala i 3 punti ai padroni di casa. Sulla stoccata potente di Madonna una deviazione avvelena la traiettoria che è perfetta per la girata al volo di Sansovini, il gioiello del bomber romano. Suggella una vittoria tutto sommato meritata per la truppa di Serena che sentenzia con cinismo un Vicenza acerbo ma determinatissimo. Per mettere a fuoco le vere potenzialità dello Spezia conviene comunque aspettare sabato prossimo, quando al Bentegodi avrà modo di incrociare le lame con il Verona, l'altra grande favorita della Serie B.